Grazie Silvano della linea. Esatto, mi trovo di nuovo a Zero Branco, siamo sempre in provincia di Treviso, siamo qui in occasione della 20ª edizione della Mostra del Radicchio e sono in compagnia di Ettore Ramponi di Oppo Veneto, l'organizzazione di produttori ortofrutticoli del Veneto che ormai da tantissimo tempo è partner di questa ma anche di altre mostre. Allora, alle nostre spalle abbiamo un trionfo di colori e di sapore soprattutto. Certo, sì, no, qui abbiamo l'esposizione tradizionale del radicchio di Treviso, non le cassette diciamo del prodotto IGP che fanno vedere molto meno rispetto a queste bellissime ceste che, come dicevo prima, ormai è una tradizione quasi ventennale di esporre i propri radicchi ai nostri agricoltori della zona, insomma. Professor Ramponi, possiamo prenderne uno in mano? Sì. Si può fare questa cosa? Sì, non ci sono problemi, mi conoscono tutti qua. Ecco, allora io vorrei far capire agli amici che ci seguono da casa, sicuramente tantissimi e l'abbiamo già spiegato, sanno come è fatto, però per chi ancora non lo sapesse, non lo conoscesse, allora quali sono le caratteristiche di questo fiore d'inverno? Le caratteristiche fondamentali del radicchio di Treviso sono quelle caratteristiche, a parte quelle che vediamo esterne, il colore, il bianco, sono la croccantezza e la mancanza di amaro o un amaro leggerissimo. Poi invece c'è la forma esterna, diciamo. Questo che ho in mano io è la tipologia del radicchio di Treviso che era in vigore fino a 15-20 anni fa. Cioè, la foglie, le nervature molto strette, circa 1 centimetro, rispetto a un radicchio al giorno d'oggi eccessivamente sviluppato, con nervature eccessive. Sicuramente questo non è un buon radicchio di Treviso tardivo, perché si è puntato troppo diciamo, sul fare peso invece che fare caratteristica vera. La via giusta è quella di mezzo naturalmente, non questo che produce quantitativamente abbastanza piccole quantità, non questo che è troppo sviluppato diciamo, come nervatura. Ecco, abbiamo insegnato come andare a fare la spesa agli amici che ci seguono da casa e questo radicchio è stato fonte di ispirazione, professore, per i ragazzi delle scuole. All'interno di questo padiglione c'è un'altra mostra fatta di disegni, di elaborati. So che lei ha seguito questa iniziativa, di che cosa si tratta? Ho seguito come Oppo Veneto le visite di tutte le scolaresche che abbiamo avuto in pratica a partire da metà novembre per tutto il mese di dicembre. Abbiamo avuto una quindicina di classi fra scuole elementari, scuole medie di Zero Branco e di Mogliano che poi al rientro nelle loro scuole hanno per ogni classe diciamo, elaborato del materiale che poi qui è in esposizione con delle preparazioni veramente fantasiose che stupiscono noi che siamo abituati a vedere tutto standardizzato, però già noi prendendo il giorno questa mattina ho visto delle cose innovative che sicuramente anche lo spunto, come Oppo Veneto prenderemo degli spunti per avere o aumentare la nostra presenza nel mercato, per far vedere i nostri prodotti veramente, perché sono elaborati di ragazzini per cui quarta elementare, seconda media, che però hanno dato ispirazioni veramente importanti per il radicchio di Treviso. Insomma, questa mostra è un'occasione sia di promozione e di comunicazione di questo prodotto, ma si fa anche cultura. Sì, io che ho avuto tutti questi ragazzi, sono più di 300 ragazzi in pratica, ho visto un interessamento eccezionale veramente, e poi chiedevano informazioni anche sul passato, sulla vita delle famiglie contadine diciamo, della nostra zona e dai risultati che abbiamo visto che molte cognizioni diciamo, fondamentali delle nostre culture sono state recepite. E chissà che tra i ragazzi che hanno fatto gli elaborati non ci possano essere i produttori di radicchio del domani, sicuramente dei consumatori. Ecco, dei consumatori sicuramente sì, perché io normalmente a fine visita faccio assaggiare a tutti il radicchio crudo, ma lo faccio assaggiare. Per quanto riguarda invece che ci sia la possibilità di qualcuno che si dedica al nostro prodotto, io me lo auguro e sono sicuro che fra i tanti ragazzi qualcuno arriverà sicuramente anche a fare questa attività. Grazie al professor Ettore Ramponi di Oppo Veneto, facciamo un'altra piccola pausa qui da Zero Branco, linea Silvano. Grazie.